abbastanza strano fare due dirette dopo praticamente nel giro di 2 giorni. E questo, diciamo, è il motivo fondamentale, è che voglio farvi vedere che cosa è successo ieri. In pratica, dopo aver fatto l'impasto, voglio farvi vedere, ecco, il risultato in termini di pizza. Quindi questi sono i panetti, non so se si vede, sono i panetti prodotti dall'impasto del video di ieri, in pratica. Molto belli, considerate che sono passate adesso più di 24 ore e si sono mantenuti molto bene, nonostante la farina non sia proprio fortissimissima come la Caputo o le altre che ho nominato, tipo la Loconte o Eurospin. Allora, proveremo a fare una pizza ispirata alla Sicilia, quindi con melanzane fritte, con ricotta. Non ho la ricotta di pecora, quindi utilizzerò una ricotta di bufala, una ricotta di bufala che fanno in Irlanda, a Cork, è buonissima, ve la consiglio. Vabbè, se siete in Italia lasciamo stare. Un piccolo riassunto per gli amici che parlano inglese. Hi guys, basically it's quite strange shooting 2 videos in 2 days or having 2 lives in 2 days. The reason is because I would like to show you what happened after I made the dough yesterday, you know? This is the result. So now I'm going to make a Sicilian-like pizza, which is a pizza with aubergines, fried aubergines, buffalo ricotta, Irish buffalo ricotta, which is very good, and something else. Let's start. Ok, ho preso il disco di pasta, ho preso l'impasto e lo sto stendendo come al solito. Ok, so I'm starting to stretch the dough. Ok, fate sempre attenzione a non pigiare il cornicione, i bordi. Ok, so be careful, don't press the border in order to prevent the crust. Okay, let me just check the temperature here. Okay. Ok, questa è una pizza che non va stesa tantissimo all'inizio, se non sulla pala. This is a pizza you don't have to stretch too much for a reason, because it's very heavy pizza, è una pizza molto pesante, perché andremo ad aggiungere la ricotta, vedete, molto bella, come base, ok? Perché se facciamo una pizza troppo grande fin dall'inizio rischia che si rompa, no? Quindi proviamo a metterla. So if you add too much stuff on your pizza, it's quite risky for the dough, you know? Ok, ricotta aggiunta. Ok, ora pomodoro. Let's add tomato as usual. Ok, usate un altro cucchiaio. Let's use another spoon just to mix together ricotta and tomato. Ok, così da mescolare insieme la ricotta e il pomodoro. Ok, ora andiamo ad aggiungere le melanzane, le ho fritte precedentemente. So let's add fried aubergines, previously fried. Ok, mozzarella. Un trucco che ho scoperto: se non avete a disposizione il fior di latte o
buona mozzarella da mettere sulla pizza, a parte quella di bufala, vi consiglio di comprare la mozzarella light, che è perfetta perché non rilascia troppo siero, troppo liquido. So I strongly advise you to buy some light mozzarella, which is much better than the regular one. E poi aggiungo del prosciutto cotto, affumicato, così per dare una nota diversa. Ok. Aggiungiamo, so I added some smoked ham, just to add a different flavor, e poi basilico, come se non ci fosse un domani. Basilico, it's not tomorrow. Ok. Oh, ciao. Ok. Aggiungiamo parmigiano e pecorino. Let's add some parmesan and pecorino cheese if you have it. Otherwise, parmesan would be enough. Ok. So, un po' di farina sulla pala. Let's add a bit of flour on the peel just to help pizza. Ok. Ora, una volta che è sulla pala, potete allargarla, ok? So once pizza is on the peel, you can start stretching in order to fit it. Ok. Be careful, because it's a heavy pizza, attenzione perché è una pizza abbastanza pesante. E una volta che l'avete allargata, potete aggiungere l'olio. So once it's well fitted, you can add some olive oil. Ok? E voilà. Adesso la pizza impiegherà i soliti 90 secondi. Now it takes 90 seconds. You can start counting. I'd like to share pizza with you guys. Mi piacerebbe dividerla con voi, ma siete troppo lontani. Ok, ora la giriamo. Vedete? Sì? It's cooking very well. Let's add. Let's. Okay. Forse la fiamma era un po' bassa. Maybe, you know, the flame wasn't powerful enough. Ok. Ok. I think it's done. Penso che sia fatta. E che mi piace più colorata. Ok. Ok, vediamo un po' di inquadrare. Se la vedete, I don't know if you can see it.
Ok. Questa è un po' la piccola pizza. Andiamo sotto. E questo è il sopra. Se volete potete servirla con un altro po' di olio, su, giusto per dare un po' di brillantezza. Ora facciamo la prova dell'assaggio. Mi piacerebbe aver fatto una fotografia, ma il cellulare purtroppo è in uso in questo istante, sto facendo il video. Per il mio canale Instagram, sul mio profilo di Instagram. Ok, ma di tutto vorrei farvi notare l'alveolatura. So first of all, I don't know if you can see that. Buonissima. It's quite good. Mm. In questa pizza in pratica le melanzane danno proprio il sapore forte a tutto se sono fritte prima. E il sapore è perfetto insieme alla ricotta di bufala. Grazie mille Gustavo, la sto gustando in effetti. Credo che questo sia il video live più breve della storia. Se volete possiamo provare a fare un'altra pizza, non l'ho preparata prima, ma possiamo provare a fare una margherita, giusto per farvi vedere come viene una pizza semplice. Se volete vado. Tonno e cipolle, tonno e cipolle, buona. Ok, mi dovete dare soltanto un attimo che recupero gli ingredienti. Allora, tonno e cipolla, dobbiamo recuperare il tonno. Ok. Allora, rimettiamo la telecamera a posto. Allora, cipolla, ce l'abbiamo in tutto il mondo. Tonno. Sul tonno ci sono diverse scuole di pensiero. E ho trovato un tonno molto buono, irlandese, tonno atlantico. Mettiamo questo qui qua in modo tale che si veda anche il forno. Scusate, ma nessuno mi aveva mai chiesto una pizza in diretta. Ok. Allora, una regola fondamentale che riguarda la cipolla è che quando la tagliate poi va consumata subito, perché la cipolla attrae naturalmente i batteri, quindi è qualcosa che va consumata subito e non la potete conservare. Se proprio volete conservarla dovete utilizzare il cellophane, e altrimenti non dico che diventa tossica, non sono un esperto, però non va bene. Allora, proviamo a tagliarla, tentiamo di non, cercherò di non tagliarmi in diretta, altrimenti poi dovremo postare questo video su quelli tipo Paperissima. Ok, ok, un po' grandicella. Niente prosciutto e funghi. Ragazzi, ce l'avrei pure prosciutto e funghi, però poi mi finiscono le pizze. Quindi facciamo questa. Il
primo che la richiesta verrà accontentato. Ok, allora fatemi soltanto sciacquare il tonno perché è rimasto in frigo e quindi l'olio si è un po' gelato. Dicevo, questo è un tonno molto buono, a pezzi, non costa neanche tantissimo ed è un tonno quasi artigianale, cioè lo preparano in maniera artigianale. Ok, ci sono domande nel frattempo? Grazie, salute a tutta Parigi, da parte mia. Andate e salutate ogni parigino. Manco da tanti anni, ci sono stato a Parigi, era bellissima, tanti anni fa. Allora, abbiamo ancora 3 palline e mezza. Ok, mettiamo qua. Ops. A quanti minuti di live siamo? Mi aggiornate per favore? No, non faccio il pizzaiolo. No, non faccio il pizzaiolo, faccio tutt'altro nella vita. Ho studiato come pizzaiolo, ma non lavoro nel campo dell'IT. Ok. Ok, solita cosa. Pigiate. Ho dimenticato i miei amici che parlano in inglese, cavoli. Ok, just a summary. Someone asked me to make tuna and onion pizza. So I collected some tuna, Irish tuna, some onion. Ok. La facciamo con pomodoro? Ok. Ma dai, che facessi questo mestiere? No, è solo una passione. Grazie, 17 minuti. Ok. Allora, il consiglio che vi do quando mettete il pomodoro è di abbondare sempre col pomodoro lungo i bordi, mai troppo al centro, perché al centro è sempre più sottile. Quando poi la stendete si spezza, si buca. So, my advice is to spread tomato, especially around the border, and less tomato in the center, just to prevent any holes. Ok, ora andiamo ad aggiungere la cipolla. C'è chi ama anche la provola insieme alla cipolla e il tonno o la mozzarella, non lo so se gradite. Ok, in generale se si aggiunge adesso la mozzarella la cipolla cuocerà di meno perché verrà coperta dall'umido della mozzarella, quindi meglio lasciarlo così senza. Fa attenzione alla pietra che è un po' sporca adesso. Ok, allora adesso la pulisco, dai. Alberghiere, noi facciamo una pizza, detta pizza per l'impasto è fatto con le uova, cosa ne pensi? Ma non ho mai provato. Ho provato una cosa diversa e mi è venuta una pizza incredibile. Ho usato in un impasto. Ok, grazie per il suggerimento. Per un impasto una volta ho usato questa è bella, ho usato il residuo, diciamo il siero della ricotta. Praticamente ho fatto la ricotta in casa e parte del siero l'ho usato per impastare ed è venuta fuori una cosa incredibile, straordinaria. Secondo me con le uova
può venire in modo può venire diversa, ma perché no? Non so poi rispetto diciamo al glutine, questo che cosa possa comportare sinceramente. Dove c'è gusto? Ci siamo? Quanti gradi raggiunge il forno? 500. Ok, adesso siamo a 450 gradi. Leggiamo un po' di domande. Prova viene soffice come quella napoletana, respira con piacere. Sì, sì, che viene soffice. La riprendiamo, questa è quella di prima. La vedete? Questa l'ho fatta fa giusto un pochino in più, perché a me piace più colorata, che questa me la mangio io dopo, Ok. Vi avvicino, così potete vedere. Scoppietta. Oh oh. Ta-da! È troppo forte la fiamma, ragazzi. Ok. Questo è un problema. Cioè, questo forno, quando il forno ha raggiunto la temperatura, dovete abbassare la fiamma, perché altrimenti rischiate di bruciarlo. E adesso l'ho dimenticato, perché non pensavo di dover fare un'altra pizza e ho lasciato la fiamma al massimo quando prima ho fatto la pizza per finalizzarla praticamente. E vabbè, la butteremo, non lo so. È stata una distrazione, mannaggia. Ok. Questa. Però, c'è un però. In generale, se uno la cipolla la fa cuocere un po' di più, è molto meglio. Ok, ci siamo. Ehi, tu dell'alberghiero, questa è proprio brutta. Taglia la parte bruciata, è ovvio, è ovvio. È ovvio. Dai, questa era soltanto una pizza on demand. Fatemi prendere un bel piatto. Questa la sistemiamo subito. Tanto non la dobbiamo mica vendere. Questa ci serve giusto in famiglia. Ci avviciniamo. Vedete, disgraziati. E qua. Allora, abbiamo imparato una nuova regola. Prima di fare una pizza nuova, controlliamo sempre la temperatura, o per meglio dire il regolatore del gas del Rockbox, per quelli che utilizzano il Rockbox, perché è facile bruciarlo. Però vedete che dentro è sempre una grande soddisfazione, no? È bella, la veolatura è molto pronunciata, nonostante ciò. Hai già ospitato gente a casa? 4 pizze e ne ho fatte penso 12, 14 in una serata. No, non la butto, ragazzi, questa. Dai, facciamo l'ultima, facciamo una margherita, che poi questa mi servirà per dopo. E poi chiudiamo, chiudiamo il live. Facciamo una margherita normalissima. Così recuperiamo gli errori di gioventù. Sì, sì, una bella margherita, ragazzi, ci legamo il pensiero. Perché se no non voglio finire male questo live. Facciamo una pulita.
come l'amico parigino ci suggeriva. Mettiamo indietro di nuovo questo. Scusate l'artigianalità, ma è la prima volta che faccio, no, la seconda volta che faccio un live col cellulare, ma devo dire che mi trovo molto meglio rispetto ai live che facevo con la telecamera. Questo è molto più pratico. Ok, allora ragazzi, facciamola bene questa, perché sennò mi autoboccio. Ok, allora vi faccio vedere. Discorso di pizza con le uova, il tempo di lievitazione è di un'ora secca. Ah, ok, allora è più tipo piadina se è un'ora secca, perché un'ora non so neanche quanto lievito mettete per un'ora. Ok, dai, a sto giro non ho fatto figuracce, l'ho stesa bene. Ultimo cucchiaio di pomodoro. Ok, adesso aggiungiamo mozzarella, 20 grammi per ogni chilo di farina. Porca miseria, pronti in un'ora. È una pizza strong, una pizza molto, mm, diciamo, che tipo di farina usate? Ecco, questa forse è la domanda da fare. Una 00. Questo forno si chiama Rockbox. Idratazione, metodo combo. Ok, questa è quella che ho fatto ieri, l'impasto che ho fatto ieri, ed è un impasto al 63%, forse anche un po' di meno, perché quando la impastavo mi sono reso conto che andava bene. Quindi probabilmente, o per meglio dire, un po' di più, forse un 64%, perché ho aggiunto meno farina. Ecco. E per il combo sì, il combo pure 68%, dipende, dipende. E voilà. Io non ho capito che farina usi tu. Non l'ho capito nemmeno io. O meglio, è una farina irlandese, dico in Irlanda, ed è una farina denominata Strong. Qui non esiste la 001, ok? Ed è una farina con un discreto numero di proteine in termini di grammi. Ok, ci siamo ragazzi. Preghiamo tutti insieme. Ecco qua. Bella lontana, così a sto giro evitiamo figuracce, perché quando fai live la figuraccia è in agguato. Ok. Nel frattempo vi leggo, così da distrarmi un po'. Non ho capito, ok, qua a Parigi facciamo fatica a trovare un buon pomodoro San Marzano. Ma io uso dei pomodori pelati che trovo al supermercato, italiani. Ma a sto giro ho trovato questo pomodoro Antonella. Vi dico che è decisamente buono, però dipende, perché non sempre c'è questo pomodoro, magari ce ne sono altri, tutto dipende dai supermercati. Allora la pizza cuoce, forse possiamo già girarla. Ok, sì sì. Ci sono domande? Ordino tramite internet, in Italia ogni po' che costano poco. Beato te, perché qua le spedizioni costano, dall'Italia le spedizioni costano un botto per l'Irlanda.
un po'. Dammi il sito. Ci siamo, eh? Profumo è eccezionale. Ok, basta. Ok, prendo un piatto. Ok, dai. Non male. Secondo me sta finendo l'effetto glutine sulla pizza, che va bene, no? Però incomincia a non essere più maculata come le prime pizze che ho fatto. Però a livello di cornicione penso sia la signor pizza. Vediamo un po'. Non so se vedete. Che meraviglia. Vediamo sotto com'è. Ok, ok, dai. Capita, ogni tanto magari si macchia un pochino sotto qua. Questa cosa la devo verificare. Allora, ultima cosa che facciamo, ultimissima, facciamo un salto in bocca. Ok, un bel salto in bocca. Così ci facciamo un bel panino. Fatemi pesare soltanto il panetto, che questo è più piccolo, deve essere almeno 100 grammi. 141. Ne faccio due. Ok. Allora, il salto in bocca, cari, va fatto praticamente a forno quasi spento, che altrimenti si brucia. Quanti gradi raggiunge il forno e che nazionalità è? È un forno che raggiunge fino a 500 gradi ed è un forno prodotto in Inghilterra, quindi sbrigatevi se lo volete comprare, altrimenti nel giro di un paio d'anni dovrete pagare il dazio. Allora vi faccio vedere, adesso ho abbassato un po' e il pirometro dice che siamo intorno ai 4,40, 4,30 in fondo, che ho abbassato un po'. Sì, infatti anche il termometro integrato dice che siamo intorno ai 400 gradi. Però quando va a regime, specie col gas, raggiunge temperature incredibili. L'effetto glutine. E che a un certo punto, quando una pizza, cioè quando un impasto è fatto con farina troppo forte, arrivato a un certo punto, facendola io crescere a temperatura ambiente, insomma il lievito mangia le proteine, mangia il glutine e quindi insomma la pizza perde un po' di qualità, o perlomeno visivamente comincia a diventare non bellissima, e poi nel giro di poco diventerà impossibile stenderla, insomma si bucherà, la maglia glutinica va via. Perciò che bisogna sempre fare attenzione alla temperatura ambiente, se si lascia la pizza a temperatura ambiente, l'impasto a temperatura ambiente, oppure non farla lievitare
posti troppo caldi, perché il calore accelera la lievitazione, i lieviti hanno bisogno di mangiare, mangiano zuccheri, proteine, eccetera, eccetera, e quindi questo rende poi l'impasto più instabile a lungo andare. Ci viene in inglese. Quel forno ha anche uno sportello. No, non ha sportelli, quindi per il pane non va bene, e poi comunque non va bene, non andrebbe bene anche perché la bocca del forno è bassa, è piccola, quindi come fai? È difficile da levare. Allora, vedete? Ho fatto queste lingue, le mettiamo qua, le allarghiamo come al solito. Cavoli, gli amici in lingua inglese che mi seguono a questo punto mi hanno abbandonato il video, ho dimenticato di parlare in inglese, e via. Adesso zoomiamo qui. Ok. Qui non è necessaria proprio la velocità, possiamo semplicemente aspettare. Possiamo aumentare giusto un pochino la fiamma, giusto per evitare che bruci. Oh oh, si sta gonfiando. Vedete? Guardate, guardate. E ora inizia la parte difficile. Ok. Scotta. Vediamo un po' le domande. Quel forno che ha uno sportello, ok. Ok. Fare i salti in bocca qui dentro non è facile, perché se vi scappano vanno in fondo e non li prendete più, e si rischia sempre la combustione. Ok, adagio. Poi li mettiamo a V per farli cuocere nella parte che è rimasta un po' chiara, e poi abbiamo finito. Direi proprio in live, finalmente smetto di ammorbarvi. Domande? Quindi il forno è fuoco solo da sotto, da dietro. In che modo trasmette il calore? Essendo aperto non dissipa? No, non dissipa. Il fuoco sta dietro, c'è una fiamma viva. Costa. Questo forno adesso costa. Vabbè che è inglese, quindi voglio dire, non è stato un problema. Visti. Ecco, lo sapevo. Sono distratto, ragazzi. Porca miseria. Mi devo dimenticare della chat. Allora, adesso lo spegniamo. Anzi, lo spegniamo da qua, dal gas spento, e poi dalla mano. Ok. Allora, per il pane, scusate, importante far respirare, quindi lo mettiamo su una griglia. Ok. Eccolo qua.
Vediamo le domande e poi vi saluto. Allora, continuano a costare. Dicevo, è costato costa circa 500 euro. L'ho pagato forse un po' di meno perché l'ho comprato prima che fosse in commercio, prima che fosse in vendita. E, sai, su Kickstarter, Indiegogo, quei siti dove puoi finanziare delle idee. Adesso sul sito lo vendono, ma costa un pochino in più, anche perché le spedizioni sono costose. Grazie a tutti ragazzi, è stato un piacere e ci becchiamo la prossima volta, al prossimo live fra 20 anni forse. Ok? Grazie mille, ciao. Ah, dove possiamo contattarti? Ci sono ancora. E mi contattate, mi lasciate un commento qui oppure su Facebook, mi cercate su Facebook su Impasto in Fuga, che è il mio canale Facebook, mi cercate su Instagram e sono Gigio Pizza. E mi trovate, Gigio Attanasio. Grazie, ciao, ciao.